Stiamo parlando di politica. La Presidente della provincia Francesca Zaccariotto fa i complimenti a Marchi per la gestione dell'aeroporto e poi si toglie un sassolino dalla scarpa, eppure da quella di Enrico Marchi, e dice a Orsoni: metti da parte i personalismi. Abbiamo un bilancio che è positivo di fronte comunque ad una crisi generale anche per quanto riguarda i trasporti, che è stata presente un po' a livello nazionale e oltre, e invece mi pare che l'aeroporto di Marco Polo tenga molto bene. Chapeau! Tanto di cappello a Marchi e Save. La Presidente della provincia Francesca Zaccariotto commenta così i dati positivi che riguardano l'aeroporto Marco Polo. La numero 1 di Cacornera è convinta del lavoro di Marchi. Ecco perché ritengo fondamentale fare squadra, perché Save resti nostra, dice la Zaccariotto, che rilancia: abbiamo le carte in regola per competere a livello globale. Per questo serve la seconda pista. Ci sono dei lavori sul tavolo che permettono che l'aeroporto Marco Polo possa avere prospettive di volo ulteriori, e quindi io credo che è un ottimo cartello da presentare per quello che è il nostro territorio. Parole che stridono con quelle pronunciate dal sindaco Orsoni pochi giorni fa. Il primo cittadino sembra aver ingaggiato una battaglia personale con Marchi. Il comune avrebbe dovuto lasciarsi dietro un passato, dei personalismi che secondo me riguardano proprio due soggetti e non di più, e avrebbe dovuto gestire la partita dell'aeroporto in una dimensione di squadra. Questa situazione, dice la Zaccariotto, non fa bene ai veneziani. Queste litigate, che sono semplicemente frutto di personalismi, dovrebbero assolutamente finire, nell'interesse soprattutto dei territori della nostra gente. La gente non gliene frega niente che noi litighiamo, la gente gli interessa che noi diamo opportunità al nostro territorio, e quindi se queste rischiano di essere compromesse per questioni personali, di carattere o di posizioni come quelle che purtroppo appaiono, io credo che tutto ciò sia vergognoso.